Maestro Tobia Ravà, buonasera e ben ritrovato. Ci siamo visti sabato scorso qui quando abbiamo disvelato il palio, poi chi non l'ha visto avrà modo di vederlo quando arriverà il corteo. Due istruzioni per l'uso su questo drappo, che è un drappo, a mio parere, ma anche a detta di molti, bellissimo, straordinario dal punto di vista cromatico e della costruzione, ma che ha anche tutta una serie di significati. Certo, diciamo che ve lo godrete un po' alla volta, poi è lungo da decifrare, ha diversi elementi fondamentali, perché parto appunto dai 4 stemmi che avete qui e poi praticamente ha tutto un percorso legato alla matematica, alla gematria, che è il valore numerico delle lettere, che si espande attraverso il percorso architettonico che idealmente vuole raffigurare la città, perché ci sarà il castello, c'è il leone di Venezia, poi ci sono tutti quegli elementi che vanno a completare, come alcuni affreschi che presenti in città, le chiavi che adesso sono andate a consegnare ai veneziani, che torneranno su insieme al bastone del comando, che anche quello è in 2 versioni diverse, e poi tutti i valori numerici delle parole chiave, che sono elementi determinanti, un po' partendo da Feltre alle scale, che sono un po' la peculiarità della città, perché abbiamo tante scalinate, tanti sottopassi, per cui è costruita con questa leggera salita, no? Che è piacevole, ma soprattutto è scenografica, perché rappresenta un corpus architettonico che ha una sua profondità di campo, e questo è utilizzato insieme a 5 grandi tabelloni, diciamo, che sono all'interno del drappo, che raffigurano i quadrati magici. Ecco, lei, la interrompo brevemente, ha anche detto che questo drappo ha una funzione apotropaica, traduciamo, insomma la parola è un po' complessa, porta bene, traduco volgarmente, porta bene, sì. Vuole portare bene alla città di Feltre. In Certo. che senso? Beh, diciamo che proprio nell'epoca in cui si riferisce appunto al palio, ma anche dopo, era d'uso in tutte le città del centro Europa, per arrivare anche a queste zone, costruire sulle case questi quadrati magici, in cui le righe, le colonne, le diagonali danno sempre lo stesso numero, perché c'era l'idea che fossero propiziatori, positivi, per cui se ci fossero qualche disgrazia, tipo carestie, ma anche guerre o inondazioni, no? Chi più ne ha più ne metta. Adesso con il cambiamento climatico vediamo un po' di tutto, per cui queste, come il Satora Repo Opera Rotas, no? Che anche a Conegliano abbiamo queste, hanno questa opportunità di potere, e li ho inseriti tutti e 5, quelli più importanti, di cui il più noto è quello del 34, per esempio, che è sulla melancolia del Dürer, che è la grafica, l'incisione di Albrecht Dürer più nota, ed c'è lo stesso